Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti anche quest'oggi per vedere una nuova una partita giocata pochi giorni fa in Galles. Vediamo di fronte due maestri FIDE, il torneo è un torneo chiuso, valido per l'assegnazione del titolo di maestro internazionale e di grande maestro, o meglio, della conquista delle norme che poi porteranno un eventuale titolo. Con il bianco abbiamo il maestro FIDE irlandese Conor Murphy e con il nero il maestro FIDE inglese Joan Willow. La partita è iniziata così: E4-5, cavallo F3, cavallo C6 e dopo alfiere B5 con certezza possiamo affermare di essere nella partita spagnola, conosciuta come Ruy Lopez, in cui l'interpretazione del bianco è semplice, cerca di rimuovere prima o poi un controllore, quindi un difensore del centro del nero, e quindi alfiere B5 ha esattamente quest'idea. Senza entrare troppo nel dettaglio, vediamo un po' com'è andata la partita. Quindi alfiere 4, alfiere A4, cavallo F6 a Rocco e cavallo per E4, e qui siamo nel pieno diciamo di una delle tante varianti. Il bianco non ha difeso questo pedone, ma vi dico che questo pedone indirettamente è difeso, perché il bianco potrebbe subito recuperare il pedone di svantaggio che si è creato in questo momento con un cambio in C6 seguito dalla cattura in E5, oppure con un'altra mossa molto interessante come torre 1. Qual è l'idea? Io gioco torre in E1, il cavallo si sposta, mi rifarò sul pedone in E5. Se il cavallo non si sposterà, magari verrà difeso, io avrò sempre la possibilità di scacciarlo con il mio pedone. Oppure la mossa più giocata e considerata come principale è questa mossa D4. D4 è molto interessante, come vedete il bianco si trova già con il re al sicuro. Quando abbiamo il re in una situazione molto sicura e il mio avversario è ancora in ritardo di sviluppo con il re al centro, non pensateci due volte, dovete semplicemente cercare di aprire la posizione, anche a costo di sacrificare materiale, di dare qualche pedone. Certo, l'ideale è sacrificare pedoni, sacrificare un alfiere per poi cercare di attaccare a tutti i costi, in tutti i modi, il nostro avversario magari non sarà controproducente. Sicuramente sarà controproducente. D4 sulla scacchiera, alfiere 7 giocata. Qual è l'idea? L'idea è catturare evitando che ci sia un contatto tra la torre attaccante e il re del nero. Torre 1, B5, e a questo punto la sequenza di mosse giocata è veramente interessante. Torre per cavallo. Il bianco diciamo in questo momento ha un parziale di un pezzo in più, il nero chiaramente potrebbe anche catturare qui. Il nero gioca una mossa molto aggressiva come D5. È vero che in questo momento ci sono due pezzi bianchi sotto attacco, e cosa significa? Se questa torre si sposterà, il nero potrebbe ricatturare in A4 l'alfiere bianco, oppure potrebbe ulteriormente giocare un'altra intermedia come questa, mantenendo sempre il contatto con due pezzi, quindi prima o poi uno dei due riusciremo a eliminarlo. La mossa più forte e anche la più interessante in realtà è questa qui. È vero che il nero mi sta attaccando due pezzi, ma io da bianco cerco di creare altre minacce, perché adesso la minaccia è cavallo per C6. Immaginiamo un giocatore superficiale cattura l'alfiere, dopo cavallo per C6 c'è l'attacco alla donna, ma cosa importante, ci sono due pezzi coordinati già lì contro il re avversario. Questa posizione è sicuramente vinta per il bianco. Dunque cavallo per C6 la minaccia, in caso di pedone per E4 sarebbe esattamente lo stesso, cattura in C6, dopo cattura in E7, e come vedete alla fine ciò che ottengo è una coppia di pezzi leggeri, due pezzi leggeri per una torre, in una posizione senza controgioco da parte del nero. Questo significa che la posizione è sicuramente molto comoda per il bianco. Se il bianco giocherà bene, i due pezzi leggeri saranno molto, molto forti, riuscirà a coordinare un attacco o comunque una strategia vincente. Dunque, dopo cavallo per E5, cavallo per E5 del nero è una mossa dovuta, torre per E5, e a questo punto pedone per A4 pareggiando il materiale. Domanda per tutti: quali sono le debolezze del nero? E qualcuno potrebbe dire: ok, senz'altro questo pedone in A4, probabilmente anche questo pedone in A6, perché come vedete è rimasto lì da solo, e un'altra debolezza importante è il fatto che lui debba impiegare delle mosse per mettere il re al sicuro. Effettivamente è importantissimo per il nero cercare di fare quanto prima la mossa dell'arrocco, e allora qui il bianco decide di creare delle minacce concrete, e la minaccia concreta avviene con questa mossa B3 all'istante.
E qualcuno dice, beh, il mio pedone in A4 era così brutto, lo cambierò e allora mi mangio subito B3. Il problema è che ci potrebbero essere delle intermedie molto noiose come alfiere A3, e anche qui si ripropone un tema di coordinazione di attacco immediato contro l'alfiere. È anche vero, c'è da dire che non si perderà materiale perché abbiamo a disposizione ancora alfiere 6. Però dopo pedone A che cattura verso il centro, cattura in B3, il pedone in A6 non lo vedo molto bene. Nel giro di qualche mossa potrebbe essere facilmente attaccato. Come vedete, una donna in E2 raddoppierà il controllo sulla colonna E questa torre, pur non facendo nulla, pur non avendo la mossa, ha un ruolo attivo perché attacca A6. Dunque, dopo B3, il nero dice, ok, mi puoi mangiare il pedone in A4, fai pure, alla fine devo cercare di mettere il mio re al sicuro, poi ti attaccherò. Dunque, arrocco corto e alfiere A3. Alfiere 3 obbliga il cambio dell'alfiere, così è andata esattamente la partita, e dopo il cambio del pedone in B3 il bianco mantiene un leggero vantaggio. Un leggero vantaggio perché questo pedone in A6 vi assicuro che soffrirà un po' tutta la partita. La struttura pedonale del bianco, come vedete, è migliore. Il bianco ha 2 gruppi di pedoni, 2 isole pedonali contro 3 del nero, quindi la premessa è il bianco ha un leggero vantaggio perché quel pedone in A6 è debole, il bianco ha un leggero vantaggio perché ha una struttura pedonale migliore, e potremmo anche dire che il bianco ha un leggero vantaggio se prendiamo in considerazione i 2 pezzi leggeri, perché questo alfiere soffre la chiusura della diagonale lunga, perché come vedete effettivamente questo pedone D5, per quanto sia un pedone centrale forte, effettivamente limita il proprio alfiere. La partita continua, alfiere 6 giocata, dunque cavallo B1, donna H4 cercando di creare magari qualche complicazione tattica, comunque la donna qui chiaramente qualche minaccia potrebbe anche crearla, cavallo C3, C6. Occhio, un altro pedone su Casabianca, quindi finché il nero mette i pedoni su Casabianca il bianco è contento. Cavallo A4, tipica manovra per cercare di creare l'avamposto, perché il cavallo in C5 sta decisamente bene. E come vedete il bianco sta spostando tutti i suoi pezzi su casa nera. Per quale motivo? Perché il nero ha difficoltà a controllare quegli spazi. Una delle prossime mosse sarà senz'altro il cavallo che va in C5. Donna G5 giocata, minacciando un po' di tattica, perché in caso di cavallo C5 la mossa che uno non si aspetta è questa, perché non posso catturare perché la torre è inchiodata, c'è una minaccia di matto immediata e dunque quando il nero gioca alfiere H3 il bianco è costretto a giocare G3. Dopo G3 c'è una conquista parziale per il nero, perché si sono indebolite tanto le case bianche e quindi questo alfiere torna in gioco ad avere un gioco dinamico anche un po' più attivo. Donna C3 si toglie dai problemi. Se il problema era l'inchiodatura, la donna in C3, oltre che attaccare e fare pressione su C6, ha risolto il problema. Cambio della torre, torre per, e anche qui alfiere H3. E mossa furba perché su torre per H3 seguirà il matto del corridoio. E scacco di donna, sono costretto a difendere dopo la cattura. Chiaramente siamo di nuovo in un tema di matto. Dunque, dopo torre per E3, alfiere H3, G3 forzata e quindi H5. H5 la cui idea è cercare di fare H4 e togliere un nuovo pedone all'arrocco del bianco e quindi cercare di coordinare sulle case bianche, provando a coordinare questi 2 pezzi. Cavallo B6 giocata, però attenzione perché questo cavallo ha delle idee abbastanza bellicose, abbastanza cattive, perché vuole senz'altro prima o poi saltare qui. L'altra idea, lasciare spazio alla donna, perché dopo che catturo qui minaccerò la cattura con scacco cambiando le donne. Se cambio le donne non ci sarà più alcun tema tattico da parte del mio avversario. Donna G4 giocata, F3, a questo punto dopo donna G5, Rf2, rafforzando la posizione. Quando spingiamo i pedoni dell'arrocco dobbiamo cercare di di recuperare quello spazio perso con il nostro re. F5, F4, e adesso attenzione perché questa donna soffre un po'. E dopo cavallo D7 vi dico che il nero si è reso.
per quale motivo? Attacco la torre, ma la minaccia reale, quando questa torre si sposta, è questa. Magari la torre la mettiamo qui. Cavallo E5, attacco la donna, e quando la donna si sposta giù, dopo torre 1, magicamente scacco matto alla donna nera. La donna è persa, e quindi con uno svantaggio di materiale, e chiaramente il nero non ha alcun compenso. Qui il nero si è reso dopo cavallo D7, e dunque torniamo indietro e rivediamo la partita. La partita è stata un'apertura spagnola, in cui il nero, diciamo, ha catturato subito questo pedone in E4 senza fare una delle mosse tipiche, ossia la mossa in B5. D4 giocata per il bianco per aprire delle colonne, alfiere 7, e a questo punto torre 1 per puntare immediatamente l'avversario. B5 giocata, torre per E4, e qui siamo ancora in piratoria, forzando le mosse del nostro avversario. Questa sequenza di mosse per il nero io in realtà non ve la consiglierei, perché poi, diciamo, come avete visto anche in partita, il piano del bianco è molto facile: cambiare l'alfiere di case nere per poi cercare di fare pressione sulla struttura pedonale avversaria, che in realtà non è così forte. Dunque alfiere 6 giocata, cavallo B1, obiettivo conquista e salto sulla casa C5. La partita dunque prosegue in questo modo, tutto sulle case nere perché il mio avversario ha l'alfiere di case bianche, e a questo punto, dopo qualche ulteriore cambio, un piccolo accenno di tattica da parte del nero. Qui c'è la minaccia di matto, ma chiaramente dopo G3 questa minaccia si neutralizza, e dopo H5 non resta altro che manovrare con i pezzi in modo corretto. Donna G4 minaccia un ingresso che in realtà non è una grande minaccia, perché dopo lo scacco torniamo indietro e il nero è costretto nuovamente a muovere la propria donna, e quindi F3, donna G5 e F2. Ricordiamo di recuperare lo spazio perso con l'avanzata dei pedoni con il nostro re. F5 giocata, ma adesso l'idea è del bianco. F4, come vedete si continua a giocare sempre sulle case nere finché cavallo D7 e poi la mossa decisiva che porta il nostro avversario all'abbandono. Spero che questa partita vi sia piaciuta, e ci sono tante idee, come vedete è molto lineare il gioco del bianco. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!